Ma scusami, un giocatore si deve sentire responsabile, ok, ma se l'allenatore è l'allenatore che mi trasmette quello che devo dare in campo, giusto? Eh? È l'allenatore che mi trasmette, cioè le idee me le dà l'allenatore? Sì. Ok, ma se non mi dà niente, io vado in campo e non è niente, cosa mi devo sentire in colpa a fare? Ma se l'allenatore è uno dei più vincenti della storia del calcio, com'è Ma possibile che non ti dia niente? a me che mi frega di quello che ha vinto, a me mi interessa di quello che mi può dare adesso. Se in questo Quindi momento secondo te, allora, mettiamola nella tua situazione, senza la Roma, cioè se tu vai in campo la domenica, l'allenatore diciamo che è scarso, non capisce niente, tu perdi le partite, nella tua testa dice perdo sì, l'allenatore non capisce un cazzo, cioè tu non ti senti responsabile perché hai perso le partite. Beh, però, io rispetto l'idea che mi dà l'allenatore, scusami. No. Beh, allora, Capito? Ma non ti cazzo, chiedi se tu come oggi calciatore potevi fare di più. Ma cosa stai dicendo? più